Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale. Sarà un Napoli totalmente nuovo per quello che appunto si appresterà a competere per la prossima stagione fondamentale che vedrà il Napoli anche competere con ogni probabilità, salvo clamorosi ribaltoni, in Champions League. E quindi un Conte che vedrà clamorosamente rinforzata la propria rosa con un budget extra e acquisti pazzeschi. Restate fino alla fine per scoprire tutte le ultime mosse di mercato del nostro Napoli. Detto questo, signori, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per diventare i veri protagonisti della nostra redazione. Spunta, signori, la cifra da capogiro stanziata da Aurelio De Laurentiis per il mercato estivo che dovrà rinforzare la squadra di Antonio Conte. Sarà un'estate da protagonista assoluto per il Napoli, pronto ad irrompere con forza sul mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. All'orizzonte, infatti, signori, c'è il ritorno in Europa, nell'Europa che conta, con la necessità di avere alternative valide in tutti i ruoli ed una profondità diversa. Per quanto riguarda l'attacco, resta viva l'opzione Garnacho e Højlund, direttamente doppio colpo da Manchester United, con Adeyemi un po' defilato. Un Napoli che comunque davanti avrà bisogno di inserire innesti di qualità per avere, ecco, la rosa più ampia, profonda, ma con elementi in grado di fare la differenza. Importanti sono state le parole anche di Pedulla, che ha dichiarato: Kvaratskhelia più Osimhen una volta erano gol, oggi sono milioni. Infatti, ecco, un tesoro da 150 milioni di euro pronto per il Napoli. Metà è già nel forziere del Napoli dopo il trasferimento, come sapete, di Kvaratskhelia a Paris Saint-Germain. L'altra invece la porterà alla cessione di Victor Osimhen attraverso la clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Da valutare ci sono anche le posizioni poi di tutti i giocatori in prestito con diritto di riscatto, e magari in uscita arriverà qualche operazione inaspettata. Fatto sta che De Laurentiis metterà a disposizione della campagna acquisti estiva una montagna di milioni di euro da investire per rinforzare la squadra a dovere in vista del ritorno degli azzurri in Champions League. Attenzione, perché oltre al reparto offensivo del quale vi ho parlato poco fa, il Napoli starebbe seguendo un portiere che è un po' sottovalutato, direi io, della nostra Serie A. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando del portiere del Torino, Milinkovic-Savic. Secondo quanto riferito sempre da Pedulla, il Napoli, oltre a rinnovare il contratto di Alex Meret, che sarebbe addirittura d'arrivo, sta cercando di portare in azzurro anche Milinkovic-Savic, un giocatore di personalità proprio come piace a Conte e di tanta qualità. Come sapete, è dotato il portiere Milinkovic-Savic di un calcio veramente importante, no? In grado di mandare direttamente in rete quasi l'avversario, di arrivare nell'area di rigore avversaria, cosa che a Conte piace tantissimo, ma soprattutto per la sua presenza, la sua personalità. Quindi, signori, un Napoli che investirà profondamente nel mercato estivo con dei colpi importanti per il reparto offensivo, ma anche la retroguardia, occhio signore, a Milinkovic-Savic, e ha un innesto che potrebbe essere Comuzzo, un ritorno di fiamma per Comuzzo per quanto riguarda la retroguardia. Detto questo, signori, ditemi cosa ne pensate di queste mosse di mercato, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo domani, grazie per essere stati con noi.